Buonasera a tutti. Adesso si devo fare 7 gradi, ma stamattina era 3,6 e la sensazione termica di 1 grado. Allora tutto questo freddo mi fa ricordare al di 16 di giugno del 1975. Era devo parlare con mia vicina Maria Ercole Breda, mi stasete a rua Marcos Musselin e mi andazia sempre a casa sua. E goito che garia caro di vedere la neve, perché a vedere sempre dei film mi somigliava che fosse una cosa più bella del mondo, né? E ela mi ha detto così, che aveva visto a neve in 1928, che era ormai 50 anni, che era cadista, e che non credeva che fosse nevare un'altra volta. E mi ha detto che credeva che andasse a vederla subito. Ma nemmeno ela immaginavano che sarebbe il di seguente. La settimana, ha piovuto a settimana intera. E cosa sta di 17 da mattina, lì per 5:30, mio fratello, che lì era del quartiere, le andava via. E dopo che sarà a porto dall'ina nascianta, ho sentito che a Donna Maria mi usava la tea cerca e a dizer: Dirnei, vem qua, e vedere la neve. E mi sono da fora, senza credere, e ho guardato intera cosita, e ho visto che era tutto bianco. Sono diventato proprio contento. Sono da rento, ho chiamato mia madre, mio padre, mia sorella, mio fratello piccolo, ma nessuno mi ha creduto. E allora, far cosa? Sono stato là a guardare e se resta più bello ancora. Dopo di tanto parlare, mio fratello piccolo le viniesto fuori e l'ha visto a neve. E allora siamo andati a chiamare mia sorella e anche ella si viniesto fuori. Ma mia madre non aveva voluto levar su, aveva aspettato e poi era là per 7 a se levar su e a guardare e aveva visto che a neve aveva catabella anche ella. E è andato a chiamare mio padre, ma mio padre non aveva voluto sapere neanche di vedere la neve. Allora mia madre ha aperto le finestre e l'ha fatto guardare fuori. E lui l'ha vista, ma non aveva voluto andare via del letto. Bom, cosa sta lì per 8 da mattina? A neve si diventa proprio grossa, somigliava toccatei di bombazo che veniva dal cielo. Ma veniva pian piano, non era una piova ingelata, era proprio a neve. E così si andava la mattina intera. E quel dì mi guia ad andare a scuola tecnica a fare matricola, che mi ha fatto proprio una rabbia, perché quel dì che era a cadere neve, mi toccava andare là alla scuola tecnica federale del Paraná, che è un collesse offerte. Bom, sono da là, ho fatto matricola e tornai in Drio. Quando sono arrivato a casa lì a mezzodì, era ancora a cadere neve. Cosa sta lì per 2 botti? A era sta grossa un'altra volta. E era bello, un'altra stazione, c'è una casa dell'alto, e te guardavi così, e te vedevi che a neve grossa cadendo. Questa è una delle robe più belle che ho visto nella mia vita. E così si andava fino alle 3. Cosa sta lì per 3? Il cielo era stato tutto blu e le nuvole erano andate via. E si visto fino a fuori il sole, ma era freddo, ma un poco da neve andava via col sole. E cosa è stato il giorno seguente? Si visto una brosima che a temperatura andava a 6 gradi sotto zero. Una brosima che ha copato tutti i piedi di caffè là al nord del Paraná. E quando vedevi a rua, che era sta lagomita intera, onde che era acqua, di questa altezza. Mi non ho mai visto una roba compagna fa quel dì.
e carne no chapava, casa que guia e carne de ferro e se gaspacá, casa que guia tego leveche, que era um pouco fina, e derretea e cositas estar de neve. E filha da Dona Maria, e me chamar para farme retrato insieme a ele. Com un ritratto onde che son mi e ele, e con questo ritratto anche onde è mio fratello, che era piccolo ancora, e questo è il ricordo che ho del dì da neve. Go caro che abbia piaciuto questo video e fino al prossimo video. Una buona domenica a tutti. Stammi bem. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se puderem, avaliem, ou dando um positivo, ou dando um negativo, ou fazendo um comentário. E também inscrevam-se no canal. É grátis. Até a próxima.